Questa dunque è la situazione nella 30ª edizione del campionato d'Europa. Una magia ieri ancora dagli azzurri, che oggi partono con il quintetto tradizionale in questo europeo di Catalogna: Bonora, Myers, Pittis, Gay e Fuchka sul terreno di gioco per l'Italia. Per la formazione tedesca invece il numero 4 Henrik Riedl, il numero 9 Henning Harnisch, il numero 12 Patrick Fimmerling, il numero 10 Sasha Hübmann, e a completare il quintetto il numero 7 Vladi Bogojevic, scuola slava. Ma attenzione, perché ci sono diversi giocatori, e ne parleremo nel corso di questa trasmissione, che hanno giocato e anche a buoni livelli oltreoceano in America nel campionato universitario. Vogliamo citare subito Ademola Okulaja, nigeriano naturalizzato tedesco. Okulaja dalla Università di North Carolina. A Charlotte invece è andato, Università di Charlotte, Alexander Kühl, che fino a questo momento peraltro non si è visto nell'Europeo di Catalogna. Al mio fianco per commentare Italia-Germania, ancora ferma dopo il primo minuto di gioco sullo 0-0, Attilio Caia, coach della Telemarket Roma, nonché della nazionale italiana sperimentale, argento agli ultimi mediterranei. Myers, il tiro pesante sul secondo ferro, il rimbalzo di Fimmerling. È una squadra, Caia, molto potente fisicamente, con giocatori lunghi che si muovono bene, dunque la mette sul fisico, e quando riesce a metterla sul fisico può dare fastidio. Sì, perché è un modo di giocare anche che sfrutta queste caratteristiche fisiche, porta giocatori come Rodel e come Harnisch, che sono guardie a giocare vicino a canestro, sono guardie di 2 metri, 2 metri oltre, che giocano bene in pivot basso, i lunghi hanno un buon tiro dal post alto, quindi sfruttano queste qualità. Bisogna essere molto bravi a non subire fisicamente e soprattutto a rimbalzo. Fimmerling semigancio ed è pari all'altezza di Gregor Fuchka, il nostro giocatore più alto. Fimmerling 2.14, 2.15 per Gregor Fuchka. 2-0, primo canestro della nostra avversaria, e pareggio immediato di Gregor Fuchka con un buon movimento. Fuchka pareggia il conto 2-2 dopo 2 minuti di gioco. Inizio un po' contratto anche questa volta dell'Italia. Ieri era partita benissimo, 4-0, girava la palla meravigliosamente, poi si è persa nei meandri della zona spagnola, è andata nel pallone e proprio all'ultimo secondo del primo tempo ha subito il massimo svantaggio, 11 punti del primo tempo. Oggi è partita lenta come un diesel, vedremo strada facendo se troverà i ritmi giusti. Occorrerà giocare in velocità, fermare a metà campo però soprattutto è vero i tedeschi, per non consentire alla Germania di imporre il suo ritmo. Intanto Henning Harnisch riporta avanti la Germania. Diciamo che oggi può essere una partita un po' diversa rispetto alle altre, perché mentre nei giorni scorsi dovevamo cercare di rallentare il gioco essendo nettamente meglio a difesa schierata, oggi forse con la Germania, che è una squadra che corre poco, si potrebbe sfruttare un po' di più il contropiede, perché dentro l'area loro sono molto forti fisicamente e potrebbero creare qualche difficoltà. Lo scarico fuori di Fuchka per Bonora, il nostro regista, poi Riccardo Pittis ieri, determinante Riccardo. Gregor Fuchka va in 1 contro 1 e costringe a spendere subito un fallo Patrick Fimmerling, 22 anni Fimmerling. Rimessa in zona d'attacco per l'Italia. Pittis, contro di lui Henning Harnisch, si è tosato dal suo caratteristico codino, ma intanto c'è un intervento che toppa e porta via il pallone a Zanghi in post basso, e poi sulla transizione rapida l'errore tedesco, transizione italiana. Myers trova Pittis e infrazione di passi. Sul primo passo ha mosso il piede perno, dunque passi in partenza per Riccardo Pittis. Italia 2, Germania 3, 2 minuti e 50 secondi a Badalona, impianto olimpico di Badalona. Per questa 30ª edizione del campionato d'Europa gioca finalmente in azzurro l'Italia e ruba il pallone sul rimbalzo difensivo, va in transizione con palla zettata da Carter Myers, arresto, tiro sul ferro
palla toccata dallo stesso Myers e rimessa difensiva per la Germania. Gli arbitri del confronto, lo ricordiamo, sono lo svizzero Lehmann, ormai 15 stagioni da internazionale, e con lui l'ucraino Drasikowski. In attacco Bogojevic, occhio a questo ragazzo appena 21enne, 1,95 m, fisico agile, ottimo nell'1 contro 1. Arnish scarica per il post alto Femerling, che poi mette sotto, ma non c'è una buona scelta da parte di Sasha Ullman, firmato dal Panathinaikos a quanto pare, addirittura pensate per $1 milione, questo gigante, il numero 10 della Germania, che si avvicina anche lui ai 2,20 m di altezza, è il numero 10, tenetelo d'occhio. Arnish ha un buon tiro sul secondo ferro, rimbalzo di Bogojevic, palla lunga strappata da Bogojevic. Sono già parecchi i rimbalzi offensivi concessi alla Germania, troppi, perché pochi minuti, hanno fatto poche volte canestro, anche conclusioni facili da sotto, però hanno preso molti rimbalzi. Un buon gioco a due che non viene tramutato subito in canestro da Patrick Femerling, poi sul secondo tiro concessogli fa centro ed è 5-2 Germania. Buona partenza della Germania, che gioca in tenuta bianca oggi contro l'Italia in azzurro, da destra verso sinistra l'attacco dell'Italia. Gregor Fučka in post alto, porta molto lontano da canestro Femerling, blocca poi per Bonora, che gioca con lui per un tiro frontale di Gregor Fučka sul primo ferro, il rimbalzo di Sasha Hübman, poi Bogojevic, su di lui Bonora. Rödel, occhio anche a questo 2 metri, grandissima visione di gioco per Henrik Rödel, scarica fuori per il post alto nell'occasione Femerling e fallo alla difesa. Questa è una situazione di cui abbiamo accennato precedentemente. Rödel, che è una guardia, va a giocare in pivot basso vicino a canestro sfruttando la sua altezza, e riceve, può essere pericoloso perché i nostri lunghi devono aiutare lasciando liberi i lunghi avversari. Sfondamento in attacco, nettissimo il fallo di Sasha Ullman, che ha avuto un terribile controllo del corpo su questa ricezione, che pure era stata sufficiente, non ha tenuto assolutamente la linea corretta ed è andato a sfondare. Ullman non è d'accordo, ma il fallo c'è tutto, primo fallo per lui ed è assente, ovviamente ormai ha rotto con la selezione nazionale quello che fu l'asso della Germania all'inizio degli anni 90, volò nella NBA, fu addirittura miglior sesto uomo. Dietro il Schrempf, stella assente, e anche in questa edizione dell'Europeo, dopo essere stato assente ad Atene 95, dobbiamo sottolineare come la Germania sia stata una volta campione d'Europa, come l'Italia nell'83, la Germania esattamente 10 anni dopo, nel 93, nell'edizione di Karlsruhe, Monaco di Baviera, e secondo l'allenatore della Germania, Lucic, anche lui slavo, lascerà il finlandese Detman al termine di questa edizione, è stato il risultato più clamoroso e sorprendente della storia intera del basket del vecchio continente, quella vittoria del 93 tedesca. C'era anche una squadra abbastanza competitiva, il fattore campo fu estremamente importante. Sì. In attacco ora l'Italia, con un punto ancora da recuperare, 5-4 per la Germania, partenza lentissima dell'Italia, che non ha scelto bene le conclusioni, anche se per il momento ha forzato una sola volta dall'arco dei 6,25, ieri era stata negativissima, 2 su 11 nel primo tempo dai 6,25, il fallo in post basso. Femerling è stato costretto a spenderlo, secondo personale per Femerling, e devono fare attenzione i tedeschi, perché se perdono queste 2 torri lì sotto possono avere dei problemi esagerati contro di noi. Per il momento reggono proprio con Femerling e Hübman sul terreno di gioco a contrastare adeguatamente i nostri lunghi. È entrato intanto Denis Marconato, anche lui protagonista ieri della rimonta e vittoria italiana contro la squadra di casa. Denis Marconato, 22 anni, già in campo da veterano, grandissimo. Bogojevic sfrutta un blocco di Hübman, poi però le mani rapide di Pittis gli permettono un recupero, un contropiede con canestro in sottomano delizioso a Riccardo Pittis. Chiamatemi Arsenio Lupin terzo, così aveva detto nel corso di questa stagione.
dopo aver vinto a Milano, ha vinto il suo primo scudetto lontano da Milano con la Benetton di Treviso. Ora intercetta con il piede, dunque potrà ripartire da 30 secondi il cronometro dell'azione d'attacco tedesca. Ed ecco una delle novità di questo europeo: dalla Nigeria alla Germania, Demola Okulaja, 2,2 metri per 22 anni, Okulaja, North Carolina University. Ha giocato in quintetto e dunque ha fatto già le sue esperienze importanti. Riddle, buon tiro, non si smentisce, era proprio lì ad un centimetro oltre la linea dei 6,25. Riddle, tiro morbido e canestro frontale da posizione centrale. 8 pari fra Germania e Italia. L'Italia era andata al +3. 8 pari dopo 6 minuti e mezzo. Prova dall'arco e non trova ancora una volta il canestro Carter Myers. È il secondo errore dalla grande distanza. Ancora il tentativo di recupero difensivo di Riccardo Pittis, e tiene viva l'azione d'attacco. Riddle nell'angolo, il tiro largamente impreciso stavolta da 3, ma dall'angolo non colpisce. Senza paura lo ha preso e stavolta è andata male. Gioco alto-basso per Marconato, la finta fa saltare il suo diretto avversario, poi conclude battendo Fimmerling ma non trovando la via della retina. Peccato. 7 minuti di gioco al Palasport Olimpico di Badalona, ancora parità, 8-8, punteggio basso anche in questa giornata. Vedremo come si dipannerà la matassa di questo confronto fra Italia e Germania, che vale il primo posto per l'Italia nel girone. Okulaja non riesce a tenere viva l'azione d'attacco tedesca, sulla linea di fondo non controlla ed è rimessa dal fondo per l'Italia. Lungo il passaggio a metà campo da Bonora Pittis, che va in palleggio, scarica fuori per Fučka, buon tiratore, palla che balla sul ferro, ultimo a toccare Marconato. L'arbitro Lehmann, che è sulla baseline nel settore d'attacco italiano, assegna giustamente la rimessa alla difesa. Pronto un cambio, sta per entrare con il numero 8 Dennis Wükerer dal Bayer Leverkusen. Intanto cambio per Henning Harnisch, che ha preso un colpo e deve addirittura tornare negli spogliatoi. Cambio anche per l'Italia, esce Fučka, entra Frosini. Ci auguriamo ovviamente che per Harnisch non sia nulla di grave, mentre osserviamo con attenzione dunque anche Dennis Wükerer. Per lui si è parlato di un possibile passaggio alla Benetton Treviso. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, la sua squadra vorrebbe tenerlo, ma in effetti le promesse che erano state fatte a Wükerer di rinforzare la squadra non sono state mantenute, pare, dai dirigenti tedeschi. Dunque la sua intenzione sarebbe quella di andare a giocare in Eurolega e giocare per alti livelli europei, non accontentarsi di vivere sia pure a buon livello nel suo paese. Gioco alto-basso per Marconato, posizione angolata, un tiro abbastanza morbido ma stavolta sul ferro per Dennis Marconato, che è migliorato moltissimo anche nel tiro, lavorando in una stagione intera da protagonista in A2 a Padova con Pippo Faina, poi nell'ultima a Treviso, prendendo in pratica il posto di Stefano Rusconi, tornato dagli States con alcuni problemi fisici da risolvere. Ebbene, Dennis Marconato si è conquistato un posto da titolare anche con Mike D'Antoni ed è stato uno dei protagonisti dello scudetto Made in Treviso. Henrik Riddle non può più fare molto, ma è bravissimo comunque, controllando il corpo magnificamente, a fintare lo scarico fuori, andare nell'1 contro 1 con Coldebella, che addirittura deve spendere un fallo, e non è un fallo in questo caso speso bene. Ma ha fatto un'ottima azione usando bene il piede perno, fintando il passaggio fuori, poi con la virata sul piede perno ha fatto un ottimo canestro. Prima aveva fatto canestro anche da 3 punti, che era una cosa per lui così nelle sue possibilità ma non tanto usuale. Diciamo che è il giocatore che fino a questo momento ci sta mettendo in grosse difficoltà. Gli altri giocatori lunghi vengono marcati bene e lui è così riuscito a fare qualche punto di troppo. Germania al massimo vantaggio dopo 8 minuti e mezzo di gioco a Badalona. Italia in attacco con Coldebella, gioca molto lontano da canestro Marconato, che poi blocca per Abbio. È entrato in campo un quintetto ora completamente o quasi diverso, c'è soltanto Pittis rispetto al quintetto di partenza. Frosini, passaggio molto arrischiato e palla persa. Ieri non è stata la migliore giornata per Frosini, che pure era stato decisivo nelle giornate precedenti. Oggi naturalmente cercherà di far meglio, ma è un'Italia composta da 12 giocatori, 12 in grado di assicurare tutti lo stesso rendimento. Attenzione al tiro sul ferro dall'angolo
di Ademola, Okulaja, e poi sulla linea laterale se ne va scegliendo il corridoio esterno e scaricando per Pittis. Abbio appoggia al tabellone, ma sul secondo ferro però purtroppo un po' corta la conclusione, e errore in attacco. Dennis Wucherer, la finta non se la sente di tirare subito, avrebbe fatto meglio e infatti perde la palla. Un errore di controllo nella ricezione non gli ha permesso di andare subito al tiro, probabilmente poi sull'esitazione ha perso l'attimo, perdendo anche la palla e costringendo sul ripiegamento difensivo a spendere un fallo Bogojevic nettissimo su Claudio Coldebella. Cambio ancora per la Germania, entra con il numero 14 Tim Nies dal Bayer Leverkusen all'Alba Berlino, squadra campione che ha avuto nelle sue file nell'ultima stagione anche Sasha Obradovic, il play della nazionale jugoslava, in coppia ovviamente con Djordjevic, che sarà nella prossima stagione, Sasha Obradovic, il playmaker, il regista della Telemarket Roma proprio di Attilio Caia. Un ottimo giocatore, un campione di scuola slava che arriva ancora nel nostro campionato, ma intanto l'Italia si riavvicina, 13-10 e siamo quasi alla metà del primo tempo, punteggio basso e tocca soffrire anche in questo primo tempo. Vedremo se l'Italia saprà distendersi come ha fatto ieri nella ripresa, e intanto in questa seconda metà del primo tempo Riedel batte Abbio, molto buona l'azione di Riedel, ottimo controllo del corpo e della palla, e costretto a spendere un fallo Abbio in difesa. Cambio per Pittis, va a riprendere fiato e per lui entra Paolino Moretti. Stamane leggera seduta di allenamento per gli azzurri in una palestra non lontana dal quartier generale di questo Eurobasket 97. C'è stato anche un accenno di partita a calcetto e gli azzurri hanno ormai formato un gruppo granitico, c'è un clima meraviglioso davvero fra questi ragazzi che sanno di dover tutti portare il loro mattone. Intanto però ottimo tiro di Bogojevic e bomba. Germania 16, Italia 10. 9 minuti e 40 al termine del primo tempo. Per quanti si mettessero all'ascolto in visione, stiamo trasmettendo in diretta da Badalona Italia-Germania. In bianco la Germania in difesa, ora costretto al fallo su Frosin in post basso Ademola Okulaja. Diciamo che la partita da un punto di vista agonistico non è ancora decollata, l'Italia ha fatto un buon lavoro a livello tecnico, ma non ancora con l'agonismo giusto, con l'intensità giusta, non è ancora riuscito a prendere il ritmo buono della partita per creare dei problemi alla Germania. Questo è il motivo per il quale in 10 minuti abbiamo realizzato solo 10 punti. Non è solo un problema di attacco, ma anche dalla difesa, che non c'è ancora un'impronta, un ritmo, un'intensità giusta della partita. E ci permette di recuperare pallone, andare in contropiede e sfruttare quella che è una delle nostre armi principali, il gioco in velocità. E anche essere pronti in difesa a usare sempre le mani. È stato Pittis fino a questo momento l'unico che in difesa ha creato difficoltà a loro, recuperando molti palloni. Intanto arriva anche il primo errore dalla linea dei liberi, ieri addirittura 12, 14 su 26, una media da dimenticare. Non si possono sbagliare 12 tiri liberi quando si gioca punto a punto, e oltretutto contro la squadra padrona di casa. Comunque ora spalle a canestro, poteva andare in semigancio a concludere, ha scaricato per Okulaja il numero 14 Tim Nies, davvero una grossa ingenuità questa di Nies. E poi sul secondo tiro concesso sulla transizione azzurra è Frosini che realizza, poi inquadrato Marconato, mentre avevamo visto anche di spalle Dan Gay pronto sulla sedia del cambio. Riceve Jorg Lutke. Okulaja, tiro corto, tocca la palla Abbio e poi Moretti la porta oltre la linea centrale. Abbio, un passaggio molto arrischiato per Marconato, palla persa, e questo è anche un segnale di un pizzico di deconcentrazione. Gli azzurri sanno di essere comunque superiori alla Germania e di poterla battere, ma attenzione perché la Germania dal canto suo sa di giocarsi una buonissima chance di andare ai quarti proprio in questa partita. La stessa cosa avverrà domani per la Croazia. Diciamo che per la Germania è estremamente importante, un risultato poi sarebbe anche di prestigio contro la squadra che è fino a questo momento imbattuta. Diciamo che l'Italia
non è partita benissimo, però in altre occasioni era già successo e poi ha ripreso la partita, ma pur non giocando ad ottimo livello siamo solo di 3 punti con tanti giocatori che non hanno ancora così a livello offensivo fatto una buona partita. Intanto abbiamo costretto a un tiro all'ultimo secondo i tedeschi, che hanno ovviamente perso palla, ma facciamo altrettanto noi, soffrendo la buona difesa tedesca in questo caso. E torna sul terreno di gioco l'uomo di Hammerstein, classe 69, Henrik Rödl, giocatore versatile all'Alba Berlino dal 94-95, ha vinto la Coppa Corac nel 95 proprio contro la Stefanel di Milano. Henrik Rödl di nuovo in campo. Buonissimo movimento in post basso di Rödl, ma non trova il canestro, peccato per lui, ma bene per l'Italia che è ancora sotto di 3, prova il tiro del pareggio ed è pari. Paolino Moretti bomba, è una tripla importante perché dà morale alla formazione azzurra in questo momento difficile, quando mancano 7 minuti e 10 secondi al termine del primo tempo. Prova l'1 contro 1 e poi scarica Lütke nelle mani degli azzurri, ha forzato la soluzione personale Jorg Lütke. Abbio, Coldebella, abbiamo provato a giocare anche con i due playmaker, non è andata assolutamente male, con Coldebella e Bonora insieme sul terreno di gioco. Nella rotazione dalla panchina Ettore Messina ne ha provate diverse, ottenendo talvolta anche risultati eccellenti oltre le più rosee previsioni, e dobbiamo rimarcare come sia importante in questa fase del torneo, quando ci avviamo a chiudere il girone degli ottavi di finale, anche centellinare l'impegno di tutti per non arrivare con giocatori eccessivamente spremuti. È un torneo lungo, 2 settimane, durissimo, dove occorre però arrivare soprattutto alla gara dei quarti di finale al massimo della condizione, perché lì ci si gioca, amici sportivi, il passaggio non soltanto alle semifinali e dunque l'accesso in zona podio, ma anche la qualificazione ai mondiali di Atene del prossimo anno, i mondiali con il Dream Team americano, mondiali a cui non vogliamo mancare. Siamo assenti dal 90, dai mondiali di Argentina, manchiamo da ormai 3 edizioni delle Olimpiadi, l'ultima è stata Los Angeles 84, e dunque c'è grande fame di risultati e di riscatto. Ma intanto il tiro frontale di Prosili va sul ferro, 17 Italia che è finalmente in vantaggio, 16 Germania, sporcata la conclusione che aveva spaccato la difesa al centro di Bucherer, la transizione per Abbio che costringe ad un sandwich palloso i tedeschi, è salito altissimo, guardate dove è arrivato, Abbio ha costretto al fallo Rödl. Secondo fallo per Henrik Rödl, l'applauso di Ettore Messina per la buona azione italiana. Sbaglia il libero intanto Abbio, premiata la palla recuperata in difesa e poi la transizione rapida con la conclusione di Abbio che ci porta ad un punto solo con i 2 liberi sfruttati a metà. 18 Italia, 16 Germania, 6 minuti a riposo. 2 punti di vantaggio, comunque è importante aver messo la testa avanti. Gay si occupa di Timnis, fallo di Abbio che non sembra d'accordo, è stato battuto sul taglio offensivo dei tedeschi e ha probabilmente spinto il suo avversario. Intanto 4 su 20 dalla media distanza, da sotto e dalla media distanza per la Germania, indicano una difficoltà a concludere non indifferente sull'ottima difesa italiana. L'unico che è riuscito a realizzare 8 punti, il 50% della squadra, è stato Rödl, che ha creato qualche difficoltà, come nell'ultima azione il fallo subito. Sa costruirsi un tiro come pochi ed è sicuramente l'uomo migliore di questa Germania. Intanto Coldebella trova l'appoggio sull'avversario, poi si concedono un secondo tiro e non lo sbaglia da sotto Gregor Fuchka, eccolo qui. Il nostro gigante porta l'Italia al massimo vantaggio. Chiama time out intanto Lucic che si alza di corsa dalla panchina, lo vediamo in basso sul teleschermo, il tecnico slavo della Germania. Lo scarico di Bucherer per Rödl, poi un buon movimento in post basso per la conclusione con tiro morbido di Timnis, 2,8 metri, ampiamente superiore ai 2 metri la media di questa squadra, che è la più alta del torneo.
finta il tiro, una minaccia subito italiana con Gregor Fucka, poi gira la palla per linee esterne, comunque la formazione italiana, gioco alto-basso da Coldebella a Gay che si fa pescare in infrazione di 3 secondi. Ed ecco il time out per l'Italia. Per noi pochi secondi di pausa. Champion, lo sport. Italia, 18 Germania, 4 minuti e 48 secondi al termine del primo tempo. È la 30ª edizione del campionato d'Europa. Si giocano i 2 gironi da 6 degli ottavi di finale. Accedono ai quarti di finale ad eliminazione diretta le prime 4. Riassunto delle puntate precedenti per quanti non avessero seguito la prima settimana di questi europei. L'Italia ha esordito con una bella vittoria contro la Lettonia senza troppi problemi, poi udite udite ha battuto quello che è stato definito il Dream Team d'Europa, la Jugoslavia di Djordjevic, Danilovic, Rebrac, Savic e Bodilog, e nella terza partita del primo girone ha superato la Polonia accedendo a punteggio pieno alla seconda. Nella prima giornata degli ottavi di finale ha superato ieri la Spagna 63-60 al termine di una partita palpitante dai 2 volti. Oggi affronta la Germania, domani chiuderà questo girone degli ottavi contro la Croazia. Viene da 8 vittorie consecutive in preparazione, 2 volte ha affrontato anche la Germania battendola, e 8-0 il confronto fra Italia e Germania Unita nei precedenti, e anche 8-0 per Ettore Messina contro la Germania. Ettore Messina che è ormai a un passo dalle 100 partite dirette sulla panchina dell'Italia. Ettore Messina in piedi, ora in ginocchio vicino alla panchina azzurra. Vanno a chiudere ottimamente Bogojevic che si è infognato sulla linea di fondo. La transizione, il passaggio spettacolare di Myers per Moretti che non tira molto in equilibrio, se ne accorge tardi, e comunque l'Italia recupera un buon rimbalzo e c'è il ribaltamento subito per Moretti da Coldebella. Pallone alto per Gay che apre fuori per Myers, la finta, fa saltare Redl, poi va a commettere un fallo in attacco l'Italia, forse un'infrazione di 3 secondi più correttamente, vediamo, ora viene segnalata. C'è stata qualche esitazione di troppo in questa azione, prima Moretti che poteva ritirare, poi Myers che poteva ritirare, è stata un po' di esitazione, e i lunghi che erano pronti al rimbalzo hanno commesso questi 3 secondi. 3 secondi dunque, palla persa dall'Italia, 7ª contro 5 della Germania. Dennis Bucher contro di lui, Moretti, arresto e tiro molto buono, davvero un ottimo movimento per questo ragazzo che ha fatto nelle ultime stagioni grandi miglioramenti dal Bayer Leverkusen, come detto, 33 presenze in nazionale prima di questo europeo, classe 73. Vedremo se potrà arrivare anche lui nel campionato italiano. È stato già definito un giocatore alla Gracis. Un ottimo atleta, un giocatore che può essere in aiuto al playmaker, che può essere un buon realizzatore. Bomba intanto di Myers dall'arco dei 6,25, ieri aveva realizzato le 2 triple fondamentali al momento del recupero italiano. L'Italia aveva inflitto un parziale micidiale di 15-2 alla Spagna quando era sotto di 12, grazie ai suoi siluri. Oggi la stampa spagnola lo ha esaltato. Intanto un bel gioco alto-basso per il gigante Firmerling che non può sbagliare da lì sotto. Quando li lasciamo concludere dal post basso ci fanno del male. 25 Italia, 24 Germania, 2-10 al termine, tiro frontale di Dan Gay, rimbalzi l'attacco di Moretti, ed è gravissimo che la Germania continui a concederci queste seconde opportunità, addirittura in qualche caso anche una terza opportunità. In difesa non è che sono molto attenti i tedeschi, l'Italia non ha avuto un buon punteggio fino adesso per errori così nostri, non per merito loro, che siamo sempre andati al tiro in buone condizioni. Fucka, tiro morbido, canestro dell'Italia, più 3, Italia 27, 100 secondi a riposo, Germania 24, anche oggi punteggio basso, finta il tiro
ma non si arrischia Femerling, poi ancora Wucherer che dentro l'arco dei 6,25 m, questo ercolino scuro di capelli, 1,95 m dal fisico esplosivo. Wucherer ha trovato il -1 della Germania. Buonissimo ribaltamento per Meyers che riprova dalla grande, stavolta non ha fortuna. Palla del sorpasso per la Germania, detta la transizione Wucherer, poi Bogojevic stavolta non va a impegnarsi sulla linea di fondo e fa bene dal suo punto di vista. Gioco controllato ora, quando siamo all'ultimo minuto del primo tempo. Ottimo il taglio di Redl, la palla per il tagliante che stavolta però si infrange contro il muro difensivo italiano. Transizione per Carlton Meyers, errore con palla che batte sul secondo ferro e poi ultimi a toccare gli azzurri. Doppio cambio per l'Italia, Abbio e Frosini, e ancora dunque pochi secondi di pausa per noi. Champion, lo sport. Germania 34%, Italia 36%, queste le percentuali basse, decisamente basse, sotto il 40%, frutto di errori in serie. Per la Germania segnaliamo 9 su 27 e vedete quanto si abbassa da 2 punti questa percentuale, da 3 2 su 5. Per l'Italia non è che le cose vadano molto meglio e sottolineiamo il 4 su 10 da sotto, il 3 su 8 comunque dalla media distanza, che fa 7 su 18 da 2 e 2 su 7. Anche oggi 5 errori dall'arco dei 6,25 m, ieri erano stati addirittura 9 nel primo tempo, un pochino meglio oggi, meno forzature, l'Italia ha giocato di più il pallone. Ma mi sembra che oggi non ci sia ancora la giusta determinazione, la giusta concentrazione che è stata decisiva nei giorni scorsi, però la parità siamo ancora in vantaggio, questo è un segnale estremamente positivo. Palla del sorpasso però per la Germania, resto e tiro e canestro, sorpasso Germania, Wucherer, ancora lui, fa centro Dennis Wucherer e l'Italia gioca l'ultimo possesso probabilmente del primo tempo per andare al riposo avanti. 28 Germania, 27 Italia, la Germania si gioca il passaggio ai quarti di finale, l'Italia è il primo posto. Abbio dal taglio sotto riceve Meyers, fa saltare Redl, poi scarica per Frosini, toccato il pallone, attenzione, soltanto 6 decimi e sarà durissima riuscire a concludere con 6 decimi, occorre tirare immediatamente dalla rimessa, ma i tedeschi evidentemente non permetteranno un tiro facile e la palla batte sul ferro, sono riusciti comunque a concludere gli azzurri. Il primo tempo che si chiude sul 28-27 per la Germania, primo tempo che vede l'Italia chiudere dunque con 7 su 19 al tiro da 2, 2 su 7 da 3. Nei rimbalzi catturiamo 12 rimbalzi, 4 rimbalzi offensivi. Certamente dovremo fare di più, 9 palle recuperate, 7 palle perse, in equilibrio con la Germania che ci sopravanza grazie all'ottimo finale di tempo di Dennis Wucherer. Un'immagine complessiva del Palasport Olimpico di Badalona, queste le statistiche con le percentuali del primo tempo, 3 rimbalzi in più per la Germania, un assist in più per l'Italia e per il momento da Franco Lauro è tutto. La linea alla pubblicità a Roma, poi allo studio Giovanni Bruno e quindi di nuovo per il secondo tempo ancora in diretta da Badalona. Dall'Olimpico di Badalona, Italia sotto di un punto dopo la prima frazione di gioco, gli arbitri hanno richiamato verso le proprie panchine i protagonisti di questa sfida, sono lo svizzero Lehmann e l'ucraino Trasikovski. Abbiamo detto è un europeo fondamentale per tutto il basket italiano. Sono stati 10 anni molto difficili, vero Caia, per la pallacanestro italiana, dopo aver vissuto pagine memorabili da leggenda negli anni 70, ancora negli anni 80, il basket italiano è andato in crisi, non vince la Coppa dei Campioni a livello di club dall'88, quindi sono quasi 10 anni, non arriva in una finale di Eurolega dal 93, l'ultima fu la Benetton Treviso in Grecia
perdendo contro il Limoges. A livello di nazionale, come ricordavo in precedenza, manchiamo dall'Olimpiade, che è la manifestazione più prestigiosa, più bella che si possa immaginare dall'84, da Los Angeles 84, manchiamo dal campionato del mondo, dall'edizione argentina del 90, e negli europei, dopo l'argento di Roma del 91, siamo andati in calo al 9° posto, peggiore risultato nel 93 in Germania, un'edizione da dimenticare. Poi siamo risaliti al 5°, che non è bastato però per andare alle Olimpiadi nel 95, e ci ripresentiamo in questo 97, in questo Eurobasket della Catalogna in Spagna, con una squadra forte, rinnovata, che non è più giovane e inesperta, ma che ha fatto esperienza anche sfruttando i lavori svolti nella stagione con i rispettivi club. Ebbene, agli ordini di Ettore Messina, con la sintesi di 4 anni di lavoro per Ettore Messina, presentiamo finalmente una squadra competitiva. Siamo al primo minuto del secondo tempo. Caia. Beh, questo è stato un lavoro paziente nel tempo, si è partiti da alcuni momenti magari non tanto positivi che potevano aver dato delle delusioni, però al momento finale si è arrivati con una squadra che sicuramente in questo primo periodo ha dimostrato di essere la migliore come organizzazione, come compattezza, come qualità del gruppo, quindi di sicuro il lavoro è stato sfruttato nel migliore dei modi e adesso bisogna ripartire. Il momento buio del nostro basket ormai è passato, siamo in un momento di grande ripresa, i risultati di questa nazionale lo può dimostrare, e anche a livello di club, se non si è arrivato bene nell'Euroclub, ma si è arrivato molto bene nelle altre coppe, perché si è disputati in passato anche delle finali. Femerling, tiro frontale e +3 per la Germania, che riprende quota su questo punteggio bassissimo. Italia in campo con Davide Bonora in regia, poi Abbio, Myers, Fucca e Frosini. Passaggio schiacciato nel cuore dell'area per Frosini, che viene spinto alle spalle dal numero 7 Bogojevic. Bogojevic è al secondo fallo personale. Sono 10 i falli in totale per la Germania fra primo e secondo tempo. Primo minuto e mezzo che se ne va, Italia sotto di 3 in attacco. Fucca prova dall'angolo, il tiro pesante non va, il rimbalzo toccato dal numero 10 Hübmann. Poi la transizione rapida conclusa ancora una volta da Denis Bucharer, che continua nel suo show personale, forse vuole anche convincere i dirigenti italiani ad insistere. Desidera con tutte le sue forze arrivare al nostro campionato, giocare per i massimi livelli anche internazionali. Il taglio sotto di Myers, che fitta il tiro, fa saltare Redl, poi arresto, tiro e canestro di Carter Myers, un movimento esemplare dell'asso della Team System Fortitudo di Bologna. Più andiamo nel vivo della partita, più c'è bisogno che la squadra cominci a prendere una buona fiducia in attacco, un buon automatismo in attacco, perché soprattutto in questo Carton Myers diventa un giocatore estremamente importante. Ora Femerling in post basso non perdona, prende posizione e realizza di nuovo +5 per la Germania. In post alto ora c'è Gregor Fucca, taglia sotto Carton Myers, poi prova dalla distanza e trova il siluro, una triple molto importante per Davide Bonora. Italia -2, 34 Germania, palla in mano, 32 Italia. 3 minuti nel secondo tempo. Bogojevic, Redl esce dal blocco di Femerling e va a concludere Bucharer, ma ancora una volta la difesa italiana spende un fallo, finalmente senza la maschera di protezione, l'ha tolta ieri nel finale di partita con la Spagna Carter Myers, ed ecco di nuovo in campo Giacomo Galanda. L'abbiamo visto nella terza partita, al suo esordio nel campionato d'Europa. Jack Galanda ha giocato nella Mesh Verona nell'ultima stagione, passerà alla Team System Bologna. Con lui potremo eventualmente tentare anche l'esperimento dei 3 lunghi, soprattutto contro una squadra pesante come questa. Possiamo correre anche con lunghi come i nostri. E attenzione, il tiro corto stavolta di Bogojevic, rimbalzo lungo catturato da Abbio, che spinge la transizione, scarica per Galanda, poteva prendere il tiro, lo rifiuta in questo caso e apre fuori per Bonora. Comunque l'Italia gioca il pallone del possibile pareggio. Galanda sale, Myers ora esce dal blocco di Galanda Abbio e riceve
taglio sotto di Myers, va dentro, arresto, tiro e palla corta sul primo ferro, rimbalzo di Galanda che scarica fuori per Bonora. Possiamo giocare un nuovo possesso sul rimbalzo conquistato in attacco da Giacomo Galanda. Davide Bonora sfrutta il blocco e va a concludere appoggiando la tabella, alzando la parabola per impedire eventuali interventi di interferenza dei lunghi tedeschi, lentissimi, sempre più lenti. I lunghi tedeschi anche ora vanno a prendere posizione con un certo ritardo. Abbiamo visto ieri un non esaltante Roberto Dueñas, il totem spagnolo scelto da Chicago nell'ultimo draft NBA. Il fallo in attacco di Hübmann ha spinto nettamente sul tagliafuori italiano Hübmann, e pensare che questo signore possa essere ingaggiato per $1 milione nella prossima stagione ha fatto venire i nervi anche a qualcuno del nostro team, ma in effetti così va il mercato internazionale in questo momento. Forse sarà il caso un giorno di mettersi tutti a tavolino anche in Europa per cercare di calmierare e non tornare a livelli di guardia. Nel basket greco succede anche altre cose strane a livello di ingaggi, non è il primo che può arrivare a certe cifre, ci sono stati anche altri giocatori che poi anche alla fine dell'anno il rapporto qualità-prezzo di lavoro, di rendimento è stato estremamente negativo. Vede il gioco Davide Bonora, Galanda sale tagliando in diagonale e andando in post alto, Frosini poi scarica dalla parte opposta Carter Myers, beffando la difesa, il tiro frontale di Galanda sul ferro, deve stendere di più il braccio, mima poi il movimento che non è riuscito in questo caso. È un giocatore atipico, un lungo atipico Galanda, perché ha un buon tiro, ha una buona predisposizione per andare a tirare anche dall'arco dei 6,25 m, deve però lavorare, continuare a lavorare su questo fondamentale. Russia in vantaggio di 13 su Israele, 49-36, intanto il parziale dal campo di Girona. Myers, tripla per Myers che ormai riempie anche le pagine dei giornali qui in Spagna e nel resto d'Europa. Va a commettere fallo Galanda, battuto sull'1 contro 1 da Sasha Hübmann, anche lui di scuola americana perché era andato all'inizio della sua carriera a giocare nel college ad Evansville per poi tornare a giocare a Trier in Germania e lanciarsi quindi con il Bayer Leverkusen vincendo 2 scudetti in Germania. Eccolo qui Hübmann. Aveva fatto aveva una buona posizione di aiuto Galanda sul gioco a 2 dei tedeschi, è stato penalizzato con un fallo, poteva anche essere fischiato un fallo di sfondamento. Hübmann mette il primo e mette anche il secondo, Germania sotto di 2, Germania 35, eccolo qui Sasha Hübmann. Italia che con i siluri di Carter Myers è andata avanti, 14 minuti e 40 al termine, fallo in attacco di Giacomo Galanda che allarga le braccia, poi si accusa. Italia più 2, ma è una partita da soffrire fino in fondo perché la Germania sta giocando, ora attenzione, c'è pressione a tutto campo anche sulla rimessa dal fondo dell'Italia che cerca di mandare un po' in confusione i tedeschi fin dalla propria metà campo. Attenzione a Wücherer, posizione della tripla minaccia, poi Henrik Rödel batte Abbio e alza la parabola dall'angolo, mette dentro, parità, Italia 37, Germania 37. Carter Myers in palleggio contro Rödel, il taglio sotto di Abbio, cambia con Myers, Bonora, Myers sul lato debole Abbio e Bonora. Myers finta il tiro, scarica per un tiro buono di Frosini dall'angolo ma corto, era un tiro da prendere comunque in quella situazione assolutamente. Bogojevic penetra e scarica per Hübmann che schiaccia e riporta avanti la Germania. Lucic. È stata brava la Germania a spingere questa azione di contropiede, l'Italia non era rientrata bene e dopo aver battuto il primo uomo e l'aiuto del secondo non c'è stata rotazione perché non si era in una buona posizione difensiva iniziale. Carter Myers, devono muoversi di più i lunghi italiani in attacco. Giacomo Galanda, ottimo movimento e si gira e tira e trova il pareggio. Italia 39, Germania 39. L'Italia si gioca il primo posto nel girone contro la Germania.
Germania che si gioca invece la qualificazione ai quarti di finale. Passaggio schiacciato ancora e canestro con fallo, tiro libero aggiuntivo per Sasha Hubman. Stiamo subendo in questo periodo troppo le penetrazioni, sono degli errori individuali, subendo la prima penetrazione dell'avversario diretto, poi c'è un problema con le rotazioni, però sono troppo facili le entrate degli esterni che diventa difficile per i nostri lunghi poter fare un buon aiuto. Occasione del +3 per la Germania con Hubman che ha fatto 2 su 2 prima e si ripete Hubman per il momento nei liberi. Hubman concede questo +3 alla Germania. Ancora un'azione in attacco per Giacomo Galanda che vedete nel cuore dell'area sfrutta il suo buon tiro e realizza il -1 per l'Italia. 2 canestri consecutivi di grande rilevanza per Jack Galanda. Riddle, il taglio di Okulaja, un po' lenta la rotazione in questo caso e veniamo puniti dalla conclusione un po' avventurosa peraltro di Sasha Hubman appoggiando la tabella, la transizione rapida e la conclusione corta di Abio in sottomano. Peccato, poi Bogojevic 2 contro 1, fallo, forse fallo su Okulaja, protesta il clan tedesco, gli arbitri lasciano correre e l'Italia sfrutta questo omaggio degli arbitri nella maniera migliore. Italia 43, Germania 42. Da poter un contropiede quasi per loro, un canestro 2 contro 1 per loro, è stato un contropiede. Va riconosciuto onestamente che l'intervento non sembrava dei più corretti in difesa per l'Italia, comunque gli arbitri non hanno fischiato. Intanto qui c'è canestro, fallo e tiro libero aggiuntivo per la Germania. Henrik Riddle potrà andare in lunetta per il gioco potenziale da 3, batte vedete sul primo passo Abio che in ritardo poi cerca di recuperare ma è costretto a spendere il suo terzo fallo che lo costringe in panchina. Rientra sul terreno di gioco a Riccardo Pittis. Riddle potrà tirare ancora perché c'è stato un ingresso in area irregolare sul tiro di Riddle nel 92-93. Si aggiudicò il titolo NCAA con la sua università North Carolina contro Michigan e in squadra c'erano elementi come Hubert Davis, Eric Montross, George Lynch e Dante Calabria. Addirittura al suo ritorno in Germania sperava di cominciare a fare il medico, la sua passione, poi ha capito di poter lucrare ancora molti soldi con lo sport che ama e quindi ha continuato ad alto livello la sua attività. È un giocatore che riesce consigliando peraltro il suo collega Ademola Okulaja di andare nell'università che lo aveva lanciato. È un giocatore che sicuramente ha delle ottime qualità individuali, forse difetta un po' di carattere, è un po' emotivo, non sempre riesce ad avere il giusto impatto perché a livello atletico, a livello tecnico è un giocatore molto valido. Intanto Marco Nato riporta in parità l'Italia. Per Marco Nato 2 su 3 dalla linea dei liberi, 45 pari e ci avviciniamo alla metà della ripresa. Gioco alto-basso per Hubman che ha un controllo infelice in post basso, ma dobbiamo sottolineare come abbia difeso molto bene in questo caso su di lui Marco Nato, lo ha chiuso senza commettere fallo, bravissimo Marco Nato. E palla del sorpasso per l'Italia, 45 pari, il taglio sotto di Carter Myers che riceve, spalle a canestro, sgomita con Okulaja e poi blocca per Myers giocando a 2 con lui Galanda, poteva tirare, serve alto basso Marco Nato in post basso e in questo caso comunque costringiamo al fallo la difesa tedesca. Quando facciamo circolare la palla con attenzione, con rapidità, scegliendo bene le soluzioni, la difesa tedesca va in bambola, è una difesa abbastanza lenta
c'era stato un ottimo gioco a due tra Galanda e Carton Myers. Myers ha tirato, i tedeschi temevano il tiro di Carton Myers, sono in due su di lui ha scaricato su Galanda, l'uomo di Marconato ha fatto una rotazione su Galanda e Marconato è rimasto libero sotto canestro. Vantaggio Italia, 10 minuti e 50 secondi, ancora pressione sulla rimessa dal fondo, Italia 47, Germania 45. La posta in palio è alta e comunque il punteggio resta molto basso perché gli errori sono il frutto di difese attentissime. Osservate la difesa di Pittis, guardate che cosa è riuscito a inventare su Bucherer. Potrebbero chissà essere compagni di squadra l'anno prossimo, ma era una difesa fantastica, da manuale, quella di Riccardo Pittis. Anche in questo caso rubiamo palla, costringiamo l'errore i tedeschi. Da 8 la difesa italiana, quando gioca con questa intensità è da studiare nei clinic. Sì, è stato Pittis, ha lavorato molto bene con le mani, una posizione estremamente corretta. Osservate il tiro frontale corto di Marconato, ha preso un buon tiro, però doveva tirare non doveva rifiutare un tiro del genere. C'era tra l'altro un'ottima mano, da quelle posizioni è un giocatore che tira con altissime percentuali, quindi giocare con decisione è un segnale estremamente importante. Bogojevic, buon tiro per lui anche, ma stavolta sul ferro, occasione del sorpasso sprecata dalla Germania, la transizione dettata da Bonona, poi gioco controllato in attacco per Galanda. Il post basso c'è pronto, lasciato libero colpevolmente Marconato, attenzione, Ullman lascia un metro a Marconato, controllano con il cambio sistematico gli azzurri i tedeschi, ma Myers s'arresta, tira e non trova il canestro. Ora il tagliafuori di Okulaja su Galanda a buon gioco, la transizione di Bucherer che appoggia al tabellone, costringe al fallo la difesa italiana e potrà andare in lunetta. Il fallo di Myers, terzo personale di Carton Myers. Dennis Bucherer in lunetta, ha cominciato la sua carriera con una piccola squadra, il Langen, per poi trasferirsi al Bayer Leverkusen. Parità, 10 punti per Dennis Bucherer. È pronto sulla sedia del cambio Simmerling per la Germania. Buon'ora da Marconato a Galanda e 3 su 3 consecutivo da posizione centrale nel cuore dell'area, 4 metri per Giacomo Galanda. Oggi dimostriamo tutta la nostra pericolosità con questi lunghi che sanno tirare, non è l'unico ovviamente, c'è anche Marconato, l'abbiamo visto, osservate anche il recupero, tentativo almeno di recupero riuscito da Pittis, grandissimo Pittis, dovrebbe scaricare ora, va comunque a chiudere lui l'azione offensiva, poteva scaricare nell'angolo a Myers che si era liberato, pronto a un eventuale ribaltamento, ma va bene uguale, va bene nel... Ha battuto bene l'uomo 1 contro 1, quindi ha visto che c'era lo spazio, si è procurato un buon fallo. Momento in cui riusciamo comunque ad avere l'opportunità dei due liberi, 8:44, Italia più 2, Pittis che ieri era stato impreciso come i suoi compagni alla linea dei liberi, vediamo se oggi fa un po' meglio, niente da fare. Riccardo che è un professionista straordinario, si arrabbia quando le cose vanno così, comunque 1 su 2, va bene uguale, avete visto il suo gesto di stizza per l'errore commesso, Italia più 3, 8 minuti e 40 al termine, lo diciamo anche per quanti fossero arrivati in ritardo davanti ai teleschermi, stiamo trasmettendo in diretta su Rai 1, diretta integrale, Italia-Germania, penultima giornata degli ottavi di finale al 30° europeo di basket in corso a Badalona, Barcellona e Girona. Italia che è a un passo dal primo posto nel girone e che domani potrà addirittura eliminare, battendola, la Croazia dai quarti di finale. Sarebbe un tonfo storico questo per la Croazia, che era sempre salita sul podio nelle ultime manifestazioni internazionali, sempre. Soprattutto negativo in previsione dell'assenza degli europei, dei campionati mondiali dell'anno prossimo. Certo. Arresto e tiro dalla linea dei liberi quasi di Dennis Bucherer, che stavolta non trova la retina ed è
buon gioco per l'Italia, arresto, tiro da 3 e corto di Carlton Myers, fallo sul tiro da 3 di Harry Gradle che è arrivato in ritardo a chiudere su Carlton Myers. Ormai mette paura Myers quando è lì nei pressi dell'arco dei 6,25 e il panico genera anche questi falli. 3 tiri liberi dunque per l'Italia, mentre la Russia va a più 22 nell'altra partita a Girona. Russia che lotta per le posizioni che contano, questo dimostra quanto sia importante catturare uno dei primi 2 posti soprattutto per andare a evitare le squadre più forti dell'altro raggruppamento nella partita secca ad eliminazione diretta dei quarti, che è l'obiettivo di tutte le squadre qui in Catalogna, vincere i quarti per andare ai mondiali, ad affrontare il Dream Team e andare a lottare ovviamente per il podio, per il trono europeo in questa edizione 97 di Eurobasket. 8 minuti al termine, prova il tiro pesante Redl, rimbalzo in attacco di Bogojevic, conclusione corta, sporcata peraltro dai Azzurri, poi marconato per Myers, sporcato la linea di passaggio ma buona ricezione di Pittis, scarico per Bonora, pronto nell'angolo, tiro largamente impreciso, non prende il ferro, poi la transizione dettata, corridoio centrale e soluzione personale splendida di Bogojevic, applausi del pubblico catalano. Sono presenti alcune decine di tifosi italiani, sono arrivati, come dicevamo anche ieri nelle giornate precedenti, un po' da tutte le parti, ieri anche da Treviso, un autentico team che si è impegnato nell'Eurobasket per appassionati che si svolge in contemporanea qui a Barcellona. E time out a 7 minuti e 20 secondi dalla conclusione con l'Italia avanti di 4. Attilio Caglia, 4 punti, 7 minuti, non è ancora fatta, l'Italia deve giocare un finale di partita come ha fatto ieri con grande intensità, non deve deconcentrarsi e soprattutto deve continuare a difendere come ha fatto finora. Sì, riuscire a essere un pochettino più incisivi in attacco potrebbe essere un momento buono per creare un break decisivo, sarebbe estremamente pericoloso arrivare fino alla fine con poco margine di vantaggio, perché i tedeschi con 2 o 3 tiri da 3 punti o Wugler o di Rodel potrebbero essere pericolosi per il gioco finale, però la squadra in difesa mentalmente ha dimostrato sempre di esserci e quindi potrebbe avere anche adesso magari con qualche innesto fresco, qualche punto in contropiede, creare un break decisivo. Abbiamo detto nell'altro girone la Grecia finora imbattuta, 4 vittorie su 4 partite, la Russia sta vincendo nettamente questa partita con Israele, si avvia dunque alla 4ª vittoria su 5 partite, eviteremmo arrivando primi, diciamo preferibilmente in questo caso eviteremmo arrivando primi sia Grecia che Russia, lanciate verso i primi 2 posti, ma da temere ovviamente anche la Lituania. Arrivando primi avremo la 4ª classificata dell'altro raggruppamento, ovvero Turchia, Francia o naturalmente Israele, e certamente non sarebbe la stessa cosa, sarebbe una partita più abbordabile. L'Italia sa di avere una grossa responsabilità, ma per la prima volta dopo tanti anni abbiamo visto in ogni momento questo gruppo affrontare le difficoltà, e ci sono state difficoltà anche a livello umano ovviamente per quanto è successo proprio alla partenza, una parentesi di dolore privato per il commissario tecnico che ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua vita, ma che non ha voluto in nessun modo che questo influisse sull'atteggiamento del suo gruppo, di questo gruppo che ha magnificamente costruito in questi anni e che ha portato ad altissimo livello, rendendoci orgogliosi di una squadra che finalmente può competere a testa alta con chiunque. Italia più 4, 6:30, è ancora lunga, cerca di rubare palla ancora una volta, mani rapidissime di Riccardo Pittis. Lavora molto bene con la tecnica delle mani, la prima cosa. L'ha portata via dal suo allenatore alla Benetton, quel Mike D'Antoni che ha avuto per anni a Milano vicino, che gli ha insegnato fin da quando era giocatore. Sono anche qualità individuali che uno ha e soprattutto che a livello difensivo è un grosso lavoro di concentrazione. Pittis chiede palla all'Italia, più 4, l'Italia deve allungare a questo punto, deve cercare di piazzare un mini break per non consentire un finale punto a punto alla Germania. Galanda prende un tiro che deve prendere, stavolta c'è rimbalzo in attacco di Fucka, non riesce a trattenere il pallone, glielo porta via Bogojevic. Poi sul corridoio laterale l'azione prosegue per Jorge Lutk,
Tap out, fuori la palla da Fučka sulla linea laterale, recuperata da Galanda, poi il disimpegno difensivo perfezionato per Coldebella, e eccoli qua in campo i due playmaker. Ne avevamo parlato, questo esperimento che ha dato buoni frutti, i due playmaker in campo contemporaneamente, Bonora e Coldebella. Fučka in palleggio, sul lato debole c'è Coldebella pronto, lo scarico fuori per Galanda che ha buon tiro da 3 e trova il siluro, bomba, il pugno al cielo di Carlton Myers. Avete visto la reazione della panchina per un canestro importante. Italia che va a +7, massimo vantaggio. Prova ora e trova il siluro anche Lütke, questo 2 metri particolarmente atletico, velocissimo, buona velocità di base e anche buon tiro, ne ha dato una dimostrazione. Ha ristabilito subito il -4 a 5 minuti dalla conclusione, soltanto 4 punti di vantaggio per gli azzurri che hanno palla in attacco. Bonora, passaggio schiacciato in verticale per Galanda, buon palleggio, lo chiude, finta il tiro, poi serve fuori Pittis, va in 1 contro 1 e costringe al fallo, beffandolo con una finta Dennis Bucherer. È stata una buona azione questa di Pittis, che ha avuto la pazienza giusta, non ha forzato il tiro e alla fine dello scadere dei 30 secondi ha recuperato un buon fallo che consente 2 tiri liberi. Abbiamo parlato dei mondiali del prossimo anno, ricordiamo le date: 29 luglio, 8 agosto, Atene, Grecia, ci sarà il Dream Team, quel Dream Team che l'Italia affronterà anche in una storica partita di preparazione, speriamo, al mondiale al Paleur di Roma il 25 luglio di quest'anno, il Paleur che ospita normalmente le partite della squadra di Cagliari alla Telemarket e che l'anno prossimo sarà stracolmo di entusiasmo e di pubblico per il Dream Team. Ma intanto attenzione, -4 Germania, palla in attacco, Bogojevic scarica fuori per Bucherer, poi ancora Bogojevic, si intendono a meraviglia questi due. Il blocco di Schemmerling, non trova una linea di passaggio pulita e poi serve il lungo Femerling che ha un controllo infelicissimo e al 30° secondo per l'ottima difesa azzurra perdono palla. Lucic protesta con gli arbitri chiedendo una palla contesa, ma c'era la palla, scaduti 30 secondi, palla in mano a noi. Questa protesta è irrisibile. Comunque prima dei mondiali ricordiamo anche i Goodwill Games di New York, New Jersey, 18-24 luglio, ma ovviamente ci sarà tempo per pensarci, e con 4 punti di vantaggio e 4 minuti l'Italia può garantirsi intanto il primo posto. Domani penserà alla Croazia, ora deve pensare alla Germania, un avversario alla volta senza montarsi la testa. È questo lo spirito giusto, rimanere con i piedi per terra dopo ogni partita, qualsiasi sia il risultato. Costringiamo al fallo in post basso i tedeschi con un'ottima iniziativa di Carlton Myers che ha sfruttato la sua velocità bruciante, il suo scatto superiore. Guardate che cosa fa, un arresto e poi salta mezzo metro. Poi un tiro in controtempo anche, cercando sia la possibilità di far canestro che con i 3 lunghi tedeschi intorno che si dovevano eventualmente limitare a osservare, invece hanno commesso comunque il fallo. Italia che va a +6, Myers non perdona oggi dalla linea dei liberi, si fa perdonare qualche errore di ieri, ma ieri ha messo comunque i 2 tiri liberi più importanti, quelli nell'ultimo minuto. Bogojevic cerca l'appoggio, lo trova sull'avversario ma ha una conclusione infelice, palla persa, Italia che gestisce un possesso fondamentale a 3 minuti e mezzo dal termine della partita. Coldebella contro Bogojevic, Carlton Myers, spalle a canestro, chiama e riceve la palla Fučka, scarica fuori per Galanda, gioco alto-basso per Pittis che dal post basso stavolta non perdona, è arrivato con un taglio dietro la schiena dell'avversario e ha beffato la difesa, letta in questo caso meravigliosamente da questo passaggio preciso di Galanda, che è già il secondo consecutivo dopo quello fatto a Marconato. Ha dato un'impronta molto positiva a Galanda alla nostra partita, perché ha fatto sia a livello di realizzazione che a livello di passaggi delle cose molto importanti. Forza un tiro, costringendo al fallo Pittis Dennis Bucherer e potrà andare in lunetta per 3 tiri liberi. Guardate la rabbia di Riccardo Pittis. Terzo fallo personale per lui. Cambio, rientra Okulaj
si è visto ben poco oggi in campo per Tim Nees, il gigante di 2,8 che ha fatto ancora meno. Tim Nees ha referto con 2 soli punti, con un canestro dalla media distanza. Intanto Wücherer, che è probabilmente il migliore insieme a Rödel della sua squadra, quantomeno il secondo realizzatore, ma certamente il più attivo insieme a Henrik Rödel, mette il secondo, sblocca quota 54 dopo il mini break dell'Italia, 4 punti che avevano portato l'Italia al massimo vantaggio. Dennis Wücherer ha una terza opportunità, fa 2 su 3, 56-62. Vediamo allora di chiudere bene questo confronto. Interessa ovviamente vincere, ma interessa anche giocare bene. È importante giocare bene perché quello significa tenere alto il livello di concentrazione, l'intensità del gioco, l'attenzione che ci ha permesso, guardate questa palla che stava per essere persa da Pittis, poi recuperata sulla linea centrale da Coldebella e recuperata poi dai tedeschi con un fallo su Okulaja. Questo è l'unico pericolo più grosso che abbiamo in questo momento dell'Europeo, di essere già messi primi o secondi nel girone e giocare le quarti di finale venerdì, e in questi giorni perdere un po' il ritmo di partite agonisticamente valide e arrivare venerdì la partita decisiva un pochettino così, non subito pronti per fare una grande partita. Sarà bisogno di allenamenti, giornate di allenamento intensissime ovviamente, mercoledì e giovedì, 48 ore per preparare al meglio la volata finale ad eliminazione diretta e soprattutto la sfida di venerdì dei quarti di finale. Okulaja riporta la Germania a -5, 2 minuti e 15, ancora lunga, pressano a tutto campo fin dalla rimessa i tedeschi. Bogojevic sul portatore di palla, Coldebella, Myers, contro di lui Rödel, porta fuori Marconato il suo diretto avversario Femmerling. Il taglio sotto di Myers, sfrutta il blocco di Marconato, va in 1 contro 1, alza la parabola, trova il ferro, peccato, salta Fučka che poi va a muoversi con grande agilità nel nugolo di lunghi tedeschi. La rabbia che si scatena di Femmerling, che è stato pescato al quinto fallo personale. Si chiude dunque la prestazione, la gara di Femmerling, per lui 5 su 6 da sotto e 10 punti all'attivo, 6 rimbalzi, una partita da 6, a sufficienza piena, ma Fučka sbaglia il primo tiro libero. 1 minuto e 50. Amici sportivi collegati in diretta su Rai 1 con la Catalogna, con la Spagna, Italia-Germania. 57-63, 6 punti di vantaggio per l'Italia. Non è felice il controllo di Rödel e poi c'è l'infrazione di passi scontata a quel punto. Ha avuto un controllo del corpo soprattutto. C'è stato Carton Myers che ha fatto un'ottima difesa. Completamente errato, sì, un'ottima difesa, ha perso l'equilibrio su un tocco intelligente di Carton Myers che lo ha controllato ad 1 centimetro. Bonora, slalom, fa impazzire le guardie, poi c'è il ribaltamento per Carton Myers nell'angolo e poteva essere il tiro che chiudeva la partita, peccato davvero. 6 punti di vantaggio, attenzione, Wücherer, 1 minuto e 10 al termine, prova il tiro Bogojevic, corto, Okulaja recupera il pallone, buona l'azione d'attacco della Germania, gioco basso alto per Wücherer che non riesce a tenere nella sua metà campo offensiva, dunque palla persa. Va bene per noi, il time out chiesto da Ettore Messina. 1 minuto esatto al termine della partita, 1 minuto 1 secondo. Domani alle 22:30 gli azzurri chiuderanno contro la Croazia con diretta su Rai 3 dalle 22:40. La Croazia di Petar Scanzi che è a un passo dalla clamorosa eliminazione in questo campionato d'Europa di Spagna. Osservate il gesto atletico di Okulaja, il nigeriano naturalizzato tedesco. Che europeo abbiamo visto finora, Caia?
Da parte dell'Italia sicuramente un ottimo livello, una squadra migliore. Per quanto riguarda le altre squadre non ci sono magari grandi punti di giocatori che possono dare un grosso contributo, forse qualche individualità a livello dei polacchi giovani che possono essere importanti, anche lì lunghi, abbastanza molto agili. atletici, sì, agili, mancano un po' di esperienza. Tutto sommato direi un buon livello senza particolari punte. In attacco l'Italia, ultimo minuto, possesso che deve definire la situazione, deve. Coldebella, lo scarico per Myers, giocano ai 30 secondi gli azzurri, non vogliono concedere più di un possesso agli avversari, perde palla Myers, attenzione, contropiede di Redel contro Bonora, va a concludere il sottomano, -4, 36 secondi al termine, mettono palla a terra e intanto il cronometro però va avanti, bisogna rimettere entro 5 secondi, Galanda chiuso dal raddoppio di marcatura e palla per l'Italia, toccato il pallone da Sasha Hubman. Chiedevano il fallo dalla panchina, protesta anche Ettore Messina che chiedeva a sua volta il fallo per la spinta dei tedeschi. Ora c'è addirittura l'antisportivo e si chiude forse qui il capitolo fra Italia e Germania, il fallo di Dennis Lukarer, espressione inebetita e sorpresa. Guardate l'arbitro ucraino che discute con Ettore Messina, ricorderemo a lungo la sua espressione all'ultimo minuto di ieri sul +8 per l'Italia. Forse in quel momento ha potuto anche liberare quel carico enorme di tensione che ha dovuto accumulare in queste giornate. E diciamo che fino a questo momento la partita di ieri era quella più decisiva, anche non solo per l'aspetto tecnico, anche per l'aspetto ambientale, che poter riservare delle sorprese. Per battere contro la Spagna bisogna giocare benissimo, l'Italia l'ha fatto e quindi valeva doppio la vittoria di ieri. Dopo i liberi che portano l'Italia al +6 c'è la rimessa dalla linea centrale dopo il fallo antisportivo fischiato dall'arbitro Lehmann sulla linea di fondo nell'azione precedente dei tedeschi. 30 secondi per l'ultima azione, perdiamo palla però 25 secondi dal termine con soli 6 punti. Attenzione, è ancora pericolosa la Germania perché può infilare una bomba e riportarsi a -3 rendendo palpitante il finale come è stato ieri con la Spagna. Redel finta il tiro, poi lo prova corto, ha perso l'attimo, un'esitazione fatale, poi Bonora in palleggio, se ne va da Bogojevic e lo costringe a spendere il fallo. Bogojevic, scuola slava come il coach Lucic, un talento interessante anche lui, 21 anni appena, è una squadra molto giovane, futuribile. Dovranno lavorare molto, ma anche avendo perso un uomo del calibro di Schremp e personaggi che comunque hanno fatto la storia vincendo l'Europeo del 93, Banche, Nad, Glob. È lo stesso coach che ha giocato quest'anno al Panathinaikos, è un giocatore estremamente importante. Redel Somba, eccola qui, l'avevamo temuta prima ma ormai siamo agli ultimi 10 secondi, si può gelare la palla sulla rimessa, anche perderla con 5 punti, 3 secondi, Fučka, passaggio schiacciato per Myers che vuole andare a chiudere, non riesce, schiaccia comunque a tempo scaduto, non è canestro ma l'Italia vince anche questa quinta partita e fa 5 su 5. Italia 67, Germania 62. 5 punti di vantaggio, ieri erano stati 3 e l'Italia resta imbattuta. Nell'Europeo di Spagna tra pochi secondi partiranno le immagini dell'highlight di questa partita, noi le seguiremo prima di restituire la linea fra 3 minuti allo studio di Roma che ci ha accompagnato in questa diretta integrale su Rai 1. Il saluto dei giocatori azzurri che rientrano, oggi non è entrato Flavio Carrera che tornerà comunque utile nelle giornate che verranno, Flavio Carrera che fra l'altro l'anno prossimo sarà anche lui a Roma nelle file della Telemarket di Attilio Caia e allora queste le statistiche personali, i tiri da 3, Redel 2 come Carton Myers ed eccoci ad alcune immagini di highlight della partita fra Italia e Germania. Domani Caia, l'Italia che oggi ha fatto 8 su 18 da sotto, 7 su 17 della media distanza e 5 su 14 migliorando appena da 3 punti con 21 rimbalzi e 22 su 30, un po' meglio di ieri nei tiri liberi. Domani affronta la Croazia per mettere addirittura fuori gioco la grande Croazia di un tempo, la Croazia che potrebbe essere fuori dai quarti. La Croazia ora è messa con la sconfitta di ieri con la Polonia, è messa abbastanza male perché dovrebbe vincere entrambe le partite
vincere sia oggi contro la Jugoslavia e domani partita contro importante l'Italia. non soltanto sotto il profilo sportivo, un evento che va ben oltre il fatto sportivo, politica e storia, a braccetto in questo caso con lo Per i sport. giocatori non ci sono magari tanto questi problemi, È la però prima volta dopo la guerra che si affrontano Jugoslavia e Croazia, stasera alle 22:30 in una manifestazione ufficiale. se dovesse perdere stasera la Croazia, la partita di domani sarebbe dal punto di vista del risultato assolutamente superfluo, perché l'Italia è già matematicamente prima e la Croazia è matematicamente fuori dalle prime quattro. Franco? E quindi verrebbe a calare un po' di interesse per quella partita. Sì. Franco? E niente, io vi volevo coinvolgere su una questione di Pero Scanzi. In una conferenza stampa ha avuto parole meravigliose nei confronti dell'Italia e ha dichiarato questo: nella vostra squadra è cambiata la mentalità, ho visto giocatori buttarsi a terra per recuperare un pallone anche con 20 punti di vantaggio e dai tempi di Meneghin che non si vedevano cose così, a parte l'organizzazione di gioco che sotto gli occhi di tutti c'è entusiasmo, una componente fondamentale. Siete d'accordo ovviamente? Sono parole che possiamo sottoscrivere in pieno ed è il pensiero di tutti gli operatori che sono qui, gli addetti ai lavori impegnati nell'Eurobasket 97. È un complimento che arriva continuamente al presidente Petrucci, che ora vediamo insieme ad Aldo Vitale passeggiare sereno sulla linea del bordo campo. L'Italia è la squadra più amata di questo Eurobasket perché gioca meglio in difesa, ha dei giocatori spettacolari in attacco, non soltanto Myers e Fucca, ma se ne sono scoperti altri, almeno per quelli che erano stranieri, e l'Italia fa anche simpatia. È la squadra più forte degli ultimi 10 anni, probabilmente, no Caio? Sì, gioca in un modo estremamente compatto, un modo giocatori molto motivati, e diciamo che questo è l'aspetto più importante che fa la differenza: l'organizzazione, la compattezza di squadra e la motivazione che tutti hanno nel voler avere un grande risultato. E poi c'è, nei momenti difficili, potersi affidare a Carlton Myers e a Gregor Fucca, sono cose estremamente importanti che danno grande fiducia e sicurezza a tutti gli altri componenti della squadra. E allora bravo Ettore Messina, i suoi assistenti Piccin e Gebbi, a tutto lo staff azzurro che ha lavorato magnificamente fin qui. Rimaniamo con i piedi per terra, è ancora lunga, occorre battere intanto la Croazia per mantenere la concentrazione. Domani sera ricordate l'appuntamento 22:40 su Rai 3 e non mancate. Grazie intanto per il buon ascolto anche di ieri contro la Spagna, una vittoria importante che ci ha lanciati verso il primo posto, e poi dopo i 2 giorni di riposo da venerdì si lotterà per il podio e per l'accesso ai mondiali. Grazie a tutti, ricordando la vittoria contro la Germania dell'Italia in questa quinta partita dell'Eurobasket. Franco Lauro saluta Attilio Caia che torna in Italia e ringrazia quanti ci hanno seguito, restituendo la linea allo studio di Saxa Rubra.